Buonasera, bentrovati in diretta qui su Unica Radio. Siamo nell'altra sede però, probabilmente ve ne accorgete dal fatto che insomma la cabina è diversa e anche per me è la prima volta qui, questa nuova sede. Ciao Jimmy. Ciao Simo. Volevo presentarti, ma in realtà dalla penombra emerge dall'oscurità. Oggi abbiamo Gianmarco Diana che è venuto a trovarci, è venuto a parlare con noi di musica. Tra l'altro, siccome lui è esperto di cinema, di colonne sonore, io vi devo confidare che si è occupato anche delle luci qui, quindi ha proprio sistemato tutta la scenografia, giusto? Io sono un amante del dark e del noir, quindi non potevo, c'era troppa luce, e poi te l'ho detto la vera ragione, che mi faceva, sembrava che fossi scuccato, quindi siccome ce li ho ancora quei 4 peli, vorrei evitare finché possibile. Come va Jimmy? Tutto bene, caro. Cosa sta succedendo in questo periodo? Periodo pieno di tante cose, per fortuna, come sempre nelle nostre occupazioni di ambito musicale, diciamo, e quindi insomma impegnato su vari fronti con diverse band, da una parte con i Sikitikis, con cui ci siamo divertiti un po' nell'ultimo lunedì di Pasquetta. È successo? Cosa è successo? Un delirio è successo, no, niente di male. Woodstock. No, era una bella storia, c'era un bel po' di gente, diciamo, abbiamo vomitato, ci siamo divertiti, come dicevano in quel film, è andata molto bene. E poi niente, come sai, come ti ho un po' detto, ci sono di mezzo i lavori per finalmente l'esordio discografico dei Dance Floor Stompers, che è un progetto diciamo parallelo a quello Sikitikis, quantomeno per anzianità, però che ha preso sempre più posto, diciamo, e impegno nell'ambito della produzione musicale nostra. Descrivi brevemente i Dance Floor per chi non li conoscesse. I Dance Floor Stompers sono un quartetto con me medesimo al basso, il buon Andrea Schirru che si occupa di organo, pianoforte e strumenti a tastiera, Danilo Salis alla chitarra e Frank Stara alla batteria come quartetto di base, ma su questo disco ci siamo circondati di tantissimi ospiti, tra l'altro in maniera molto bella. Alla fine, facendo un calcolo, siamo quasi sulla 30 di ospiti su questo disco. Veramente una serie di musicisti e cantanti, tutti sardi, tra l'altro, amici, amiche, provenienti da ambiti anche molto diversi, dal jazz al pop alla black music. Sono veramente contento. Stiamo lavorando in questo momento al mix dopo una lunga sessione di recording sessions, diciamo. Stiamo cominciando adesso il mix, capiremo quando saremo fuori con questo disco, diciamo. Tu sei un perfezionista, quindi immagino stia rivedendo tantissime cose. Beh, chi c'è al mix? Ecco, la produzione del disco e quindi anche il recording e il mix sono opera di Andrea Piras e Roberto Macis, il Solid Studio di Cagliari, un bel team con cui ci siamo trovati molto bene e i lavori procedono in questo momento. Tu dicevi perfezionismo, certo, anche perché si tratta di un disco che è stato registrato completamente in presa diretta, tranne almeno in 7 abbiamo registrato in presa diretta, quindi il quartetto più 3 fiati, una piccola sezione fiati, mentre una serie di ospiti sono poi venuti a fare le classiche sessioni di recording sopra, diciamo, overdub sessions come si suol dire, e alla fine, ridendo e scherzando, tra orchestra d'archi del conservatorio, quello e quell'altro, abbiamo veramente una 30 di musicisti ospiti su questo disco, il che ovviamente ti può far immaginare lo spessore sonoro di questo disco, che suona ovviamente un po' secondo quelli che sono stati i nostri eroi musicali, ovvero i grandi compositori di colonne sonore degli anni 60 e 70. Sì, perché tu sei anche, oltre che un musicista, un compositore, sei anche il conduttore di Cinematica su Radio X. Da quanti anni oramai? Questa è la 4ª stagione, dal 2013. Quindi dal 2013. Ah, a proposito, l'hai condivisa questa? Sì, ho già condiviso questa bella diretta. Guarda, sono cintura nera di dito più veloce del West. Guarda, ok, allora adesso tra un po' controlliamo. Però ti volevo chiedere, visto che arrivi da un percorso importante con i Sikitikis e poi con i cani da rapina prima, perché ne stavamo parlando prima, a togliere i morti da sottoterra. Però in che modo ti sei approcciato a questo lavoro con i Dance Floor Stompers, tenendo conto di tutto questo bagaglio che avevi alle spalle? Perché non è un primo disco in realtà, capito? Intanto è un primo disco dopo 9, ci siamo formati nel 2009, quindi arrivare nel 2016-2017 all'esordio, capisci che abbiamo fatto passare, come si suol dire, la tradizionale acqua sotto i ponti. Però la tua domanda ha assolutamente senso, perché per la prima volta, diciamo, dopo progetti come i Cani da Rapina affondano nella gioventù, nei nostri 20 anni,
mentre con Sikitikis il percorso iniziale della band Sikitikis fu simile a quello degli Stompers, cioè un confronto con il grande patrimonio delle colonne sonore italiane. Però lì avevamo scelto un approccio più sperimentale, figlio sostanzialmente di personaggi come John Zorn, Mike Patton, i Mr. Bungle. Quindi si prende quel materiale ma lo si tritura alla luce di esperienze anche figlie del punk, dell'hardcore, della sperimentazione, del jazz più estremo. Con Dance Floor Stompers invece ho fatto finalmente quello che da sempre volevo fare, cioè un approccio filologico alla materia, riproducendo il più possibile il sound, l'uso degli strumenti, un certo tipo di arrangiamenti e di scrittura anche melodica. Forse la più grande soddisfazione di questo disco è il mio amico Andrea Schirru, ciao Andre, il mio fratellino Andrea Schirru, credo che insomma sarebbe perfettamente d'accordo con me. La più grande soddisfazione, oltre ad aver scritto e registrato i brani, è stato arrangiare ogni singolo strumento, dalla sezione fiati agli 24 archi dell'orchestra. Quasi tutto quello che abbiamo inserito è stato prearrangiato da me e Andrea, con un lavoro molto lungo, faticoso, ma veramente... Vi siete divertiti? Ci siamo divertiti, ci siamo anche presi a parolacce, come tu ben sai, perché con Andrea, insomma... Me lo racconta, sì, no, ma è così che nascono poi le cose, per forza, perché cioè, se si è anche sempre d'accordo, se uno china sempre la testa, non si arriverà mai al risultato che è quello che si aveva in mente dall'inizio. Quindi in qualche modo io e Andrea, che poi veniamo da generazioni diverse, io sono del 73, Andrea del 91, del 90 se non ricordo male, quindi insomma è ovvio, abbiamo in qualche modo fatto confluire delle idee molto precise che entrambi avevamo su questo progetto, che sentiamo come il nostro piccolo, diciamo, in qualche modo, il nostro figlio. Quindi aspettiamo poi questi aggiornamenti. Assolutamente. Mi interessa, insomma, chiederti un po' di cose oggi. Sei venuto qui, tutto. Insomma, ben calda qui la graticola, quindi voi non la potete vedere. Però stiamo condividendo. Vai, quello dimmi. che mi interessa sapere è innanzitutto cosa pensi oggi della scena musicale sarda. Fammi una visita dal tuo punto di vista, visto che tu ti occupi di musica da diversi punti di vista, sì. La racconti spesso la musica. Sì. Cosa mi racconti se pensi al nostro panorama musicale guardando vari generi, musicisti, anche i giovani, perché sei uno molto attento anche ai giovani. Anche sì, per forza di cose, tra virgolette, ma anche per passione. Ma io direi, Simo, che più o meno da sempre, cioè da quando ne ho ricordo, per tornare indietro con la memoria ci aiutano anche delle belle pubblicazioni. Me ne viene in mente una per tutte, Sardegna Rock di Giacomo Serrelli, che ha per esempio documentato in maniera precisa e perfetta tutta l'attività della musica isolana, non solo folk, anzi con un occhio di riguardo alle produzioni beat, rock e jazz, oltre che per esempio i libri di Claudio Loi dedicato alla scena. Ciao Claudio! Ciao Claudio! E anche ciao Giacomo! Ciao Giacomo, certo, assolutamente. Salutiamo entrambi. Per esempio 2 pubblicazioni che aiutano a ripercorrere un po' i fasti delle band e di diversi progetti musicali isolani. E più recentemente, diciamo dagli anni 80-90 in poi, con la mia stessa esperienza diretta sul campo, visto che più o meno mi sono buttato nella mischia anche io alla fine degli anni 80, io ho cominciato a suonare più o meno nell'88, insomma. Aspetta, sì. Io voglio dire che una cosa è intervistare chi non fa radio. Sei nella merda! Ma intervistare chi fa radio è tutta un'altra cosa. Prego. Posso immaginare. No, quindi ti dicevo, con l'esperienza diretta e poi che quindi dagli anni 90 può arrivare fino alla scena attuale, possiamo dire non è mai esistita una scena, secondo me, sarda, ma è sempre esistito un fermento fortissimo in tantissime branche diverse dal punto di vista musicale. Abbiamo espresso tanto nel punk, nella filiazione 60s del punk, penso a gruppi come i Five for Garage di Capoterra, gli Uninvited dei fratelli Rizzo, tutta una serie di Gio Perrino, tutta una serie di progetti che hanno in qualche modo varcato l'isola, eccetera. Così come oggi in diversi campi, dal rock and roll alla musica elettronica, perché veramente a questo punto non voglio fare nomi, figli e figliastri, ma in generale la produzione, il fermento è tuttora molto vivo, e anzi oggi è venuta a mancare anche quella che prima era la classica scusa del non emergere. Siamo in Sardegna, siamo in un'isola, è difficile farsi sentire. Ci voglio arrivare conoscere. Lì, voglio arrivare. Allora non spoileriamo l'argomento, che però rimane secondo me in questo momento uno dei più importanti nell'approcciarsi a una eventuale scena sarda. Sì, musicale. Possiamo arrivarci pian piano, però certo. Il mio scopo è anche quello di capire, certo. proprio rispetto
alla bontà dei tanti progetti che abbiamo qui, perché veramente ci sono musicisti molto bravi, però capire che cosa differenzia fondamentalmente la nostra musica, cosa la caratterizza. Cioè, un'altra domanda che probabilmente mi hai sentito fare spesso è: che rapporto hai tu con l'insularità? Nel senso che, come la vivi tu da musicista, come l'avete vissuta voi da musicisti, avendo poi insomma portato avanti un progetto che è quello dei Sikitikis, che ha avuto successo a livello nazionale, cosa non semplice, però siete sempre rimasti di base isolani fondamentalmente. Però cosa ti trattiene ancora qui? Beh, a parte mia moglie e la famiglia sostanzialmente, ma guarda, ti dico una cosa. Cioè, tu credi che stare qui sia un limite? Lo vivi come un limite? L'hai mai vissuto? No, non lo vivo come un limite, se non nel momento in cui ti rendono difficile gli spostamenti. Allora, nel momento in cui lo stesso stato in cui viviamo mi tratta diversamente dal resto, allora un po' mi girano le palle. Cioè, se prendere un aereo, se la mobilità deve diventare un problema, se ogni discorso legato a tratte navali deve avere il suo discorso di monopolio, se perdiamo turisti perché per arrivare in Croazia devi donare un rene, e per arrivare, scusami, in Sardegna devi donare un rene, mentre con la stessa cifra del traghetto vai dove vuoi, e soprattutto in Croazia a quanto pare, questo mi fa girare i coglioni. Mentre la situazione di insularità io non l'ho mai vissuta come tale, anzi, se l'ho vissuta in senso positivo, un po' come la qualità esotica o exotica pari pari alle isole della Polinesia francese, cioè quella distanza, quella lontananza, quella distanza dal tutto, questo essere in mezzo al mare, a me è sempre piaciuto come qualità, anche perché sin da piccolo ho avuto la fortuna di muovermi dall'isola, da e per l'isola, in Italia soprattutto, non tanto in Europa, quello poi magari più quando sono da ragazzo. Però quindi questo non è mai stato un limite. Così come, tornando al discorso creativo o musicale, io ricordo che sin da quando avevo 12-13 anni compravo i dischi, ascoltavo musica, compravo libri, mi sembrava di essere connesso con il resto del mondo, in un momento in cui non era così semplice come oggi. Ma assolutamente no. Però dovevi farti attivo, dovevi avere sete di conoscenza, dovevi avere voglia di scoprire le cose. Ti faccio un esempio banale ma che rende l'idea. Da ragazzino, come tanti amici, coetanei e non, ho abbracciato varie volte le sottoculture, dal rockabilly al punk, al psychobilly, al mod, che ancora mi accompagna come stile di vita e tutto. Questo legato al fatto che vivevo nella periferia della mia città. Io negli anni 80 dal pieno centro di Cagliari mi sono trasferito a Mulino Beciu nell'82, quindi vivevo una situazione in cui da uscire a piedi dovevo prendere 2 pullman per arrivare semplicemente dove prima arrivavo in 2 minuti scendendo da casa, perché io abitavo dietro il Dettorio, ok? Quindi questa cosa qui, unita all'insularità, unita al discorso di voler però essere all'interno di qualcosa, in questo caso la sottocultura musicale del rockabilly o del punk, ti spingeva a dire: come faccio? Devo comprare quel giornalino, Rockerilla, e sulle pagine, oppure il catalogo di Nannucci, piuttosto che quello e quell'altro. Se volevi comprarti dei vinili, dovevi trovare i cataloghi che avevano delle caselle postali, non li trovavi esattamente in maniera semplice, chiedevi agli amici più grandi, in questo caso il fratello del mio amico Paolo Fresu, Roberto, che è stato fondamentale, Paolo Fresu omonimo del trombettista ovviamente. Insomma, tutta una serie di cose per cui ti dovevi fare parte attiva, e questo mi ha portato a una condizione per cui io a 20-25 anni ascoltavo già da Morricone a John Zorn con nonchalance, diciamo, nel senso non mi era sembrata una E oggi com'è cambiato tutto questo? Ma oggi è cambiato. Continui, comunque ti piace sempre acquistare, certo. Cioè poi certo. Non cambia, perché per esempio ti parlo personalmente, continuo ad acquistare libri e vinili, assolutamente sì, certo. Oppure Spotify Premium, però sai che non mi dà soddisfazione. Mi serve quando sono in difficoltà per reperire qualcosa, però per il resto... Sì, ma la vera triste verità è che c'è un abisso tra la fruizione della musica su Spotify e la fruizione della musica attraverso un vinile, perché Spotify caratterizza il classico ascolto distratto che ormai purtroppo caratterizza l'ascolto soprattutto dei più giovani, che secondo una recente ricerca che ho letto ascoltano la musica su YouTube e Spotify, e se ascoltano 20 secondi di ogni canzone è molto, a quanto pare. La soglia di attenzione media si è abbassata ancora, e già era bassa ed era in un mood di abbassamento già dalla fine degli anni 80. Se tu cerchi un po' di questi articoli e queste cose qui, ti rendi conto che da quel punto di vista
la estrema, forse eccessiva disponibilità adesso invece di musica con video, lettori MP3, quello, quell'altro, in ogni momento, questa specie di oggetto che ormai è una specie di coacervo di tutto quello che prima erano libri, dischi, CD, suppelletti, ci manca solo che tra un po' ci escono i cucchiai o le penne dal telefono, nel senso che è tutto qui. Da una parte è una figata, perché uno dice c'ho uno studio televisivo, uno studio fotografico, uno studio di registrazione. Beh, stiamo trasmettendo, infatti sono i classici paradossi questi di cui io parlo, però così è, nel senso che tutto ha portato a un allontanamento, secondo me, da una dimensione un pochino più vissuta, più intima, più personale e più di ricerca. Ecco perché io sono fissato con la ricerca musicale, perché a me, che sono nerd, come dicevi tu, forse quante più di te, a me piace sapere chi ha suonato l'assolo di sassofono su quella determinata canzone o brano o colonna sonora, perché è importante, perché se quel musicista ha lavorato in una determinata colonna sonora con un certo compositore, con un certo arrangiatore, ha registrato in un certo studio ed è stato stampato su una certa etichetta, c'è un perché in tutto questo, se no la musica sarebbe tutta uguale. Racconto un aneddoto. Ieri ci siamo sentiti per telefono, stavamo chiacchierando e gli ho detto: Jimmy, ma sai che ho scoperto un po' il caso Vilma Montesi, che era legato poi al musicista Piero Piccioni, che era stato implicato poi in questo omicidio oscuro che poi non è mai stato risolto. Sì. Beh, dovete sapere che Jimmy mi ha fatto un bignami della situazione in 3 minuti, mi ha raccontato un po' tutto. Beh, su Piccioni mi trovi molto preparato. Però, insomma, questo per dire che in realtà tutto ciò che sta anche attorno alla musica contribuisce a creare la musica, poi a creare quel fascino. Tu stesso mi hai detto, io forse Piero Piccioni mi ha affascinato ancora di più dopo che ho scoperto questa... Ho ammesso questa cosa, avendo una fascinazione per il lato oscuro, come diceva Vallanzasca, che anch'io ce l'ho un po' pronunciato, avendo questa fascinazione, figurati se cose di questo tipo non ti colpiscono. In più unisci questo a una eccezionale verve musicale e compositiva e il dado è tratto. Parliamo di Cagliari, parliamo della nostra città, dimmi come la vedi. Cagliari è amore e odio, come in qualche modo l'aveva definita una bella, come si dice quando una parola nega all'altra, ora mi sfugge in questo momento, non un ossimolo, vabbè, comunque non importa, una figura retorica comunque molto interessante, per cui nello stesso concetto è contenuto il bene e il male, perché Cagliari è una città che si ama e si odia, la si ama sostanzialmente per la sua bellezza esteriore, secondo me, e io tra l'altro sono anche tra quelli che ritiene che anche i recenti interventi non l'abbiano snaturato né peggiorato, ma anzi devo dire che certo con un po' di pazienza durante lo svolgimento di certi lavori, ma poi a conti fatti alla fine della fiera la città sta diventando veramente sempre più bella da vedere e da gestire, soprattutto per il turismo, visto che in questa città ci si riempie la bocca della parola turismo, della parola ospitalità, della parola essere pronti a tutto, ma molto spesso nei fatti questo non lo vediamo, perché noi qua, io adesso non ho un locale, aggiungo per fortuna, ma ho tanti amici che gestiscono, possiedono locali, li hanno aperti da tantissimi anni e tutto. Quello che io vedo da settimane sui social network o incontrandoli e tutto è un'ansia crescente per questa specie di comitati spontanei, di questi rumors, di queste voci che vengono fuori questa è l'attualità dal basso, di rotture di scatole, di comitati antirumore, di questo, di quell'altro, così come invece poi magari non viene gestita invece la normalità della vita notturna cagliaritana, che è quella per cui certi locali lavorano bene, altri locali non lavorano bene, perché poi bisogna dare anche a Cesare quel che è di Cesare, e soprattutto certi locali, i locali in generale, non sono tenuti a intervenire su questioni di ordine pubblico, come il fatto che i clienti escano dai posti e devono essere loro a dover gestire il fatto che qualcuno si spalmi su una panchina o si faccia una pera di eroina o si metta a urlare o a vandalizzare. Io capisco molto la posizione della maggior parte di questi amici, perché è una cosa impossibile, sono altri gli organi preposti a questo e quelli dovrebbero lavorare in un certo modo. Quindi io spero che da questo punto di vista si risolvano queste questioni, perché credo che ridurre una città come Cagliari, anche con il tipo di popolazione che ha, a una città che deve stare muta dopo la mezzanotte, sia una questione un po' complicata e assolutamente non buona per la città.
Per quanto riguarda il resto, quello che dicevamo prima, c'è tanta musica, tanto fermento, tante situazioni anche di tipo teatrale o pseudo-teatrale, perché tanti locali adesso stanno facendo anche delle programmazioni molto particolari in cui hai notato a fianco ad alcune set classici acustici, per esempio musicali, ci sono dei reading, ci sono delle letture, ci sono una serie di appuntamenti interessanti all'insegna della cultura che da quel punto di vista, devo dire, in città non sono mai mancati. Se devo fare una critica, la faccio magari a una mancanza spesso di coordinamento tra queste realtà, che sono tutte un po' piccole e seminano magari il loro piccolo orticello, mentre magari l'unione fa la forza, si potrebbe spesso consorziare alcune voci e mettere insieme le risorse e magari fare delle cose meno piccole e più condivise, no? Questo è interessante, è una proposta che puoi lanciare. Già insomma, l'ho fatto spesso. Chi ci guarda e chi ci ascolterà potrà comunque continuare a cibarsi di queste parole che non potranno che continuare ad alimentare poi quest'onda, che chissà mai che possa poi riuscire a trovare pure un porto, visto che parliamo di onda. Sì, quindi Cagliari come città che in fondo potrebbe dare tanto di più. Noi siamo innamorati della nostra città. È questo che ci frega. Tanti musicisti che però arrivano a suonare qui si innamorano a loro volta della nostra città, quindi adesso il campanilismo è normale che ci sia, c'è sempre stato, però effettivamente è una bella bomboniera la realtà nella quale viviamo. Anche a me è capitato tante volte con amici musicisti che venivano a suonare qui per la prima volta, o anche con musicisti che non conoscevo, con i quali ho potuto interagire. Le classiche erano What a Wonderful Place, Beautiful Women. Arrivi qua, c'è una città bellissima, la maggior parte delle ragazze, per te che magari stai arrivando da non so dove, certi che arrivavano, arrivi qua, ti sembra di vedere il paradiso in terra, mare, sole, belle ragazze, e dici vi lamentate anche di vivere qui? Direi di no, ma infatti non sono questi i problemi a Cagliari vengono fuori sulla lunga distanza. In parte ne abbiamo parlato un po', abbiamo raccontato. Chi è Gianmarco Diana oggi? Chi è Gianmarco Diana oggi? Un 44enne che cerca di lavorare ancora nell'ambito della musica suonata il più possibile, attraverso tutti i progetti in cui riesco a essere coinvolto o a coinvolgere. E per fortuna sono contento perché dopo anni di soli psichitrichis sostanzialmente, con qualche progetto collaterale di breve corso, stanno invece in quest'ultimo periodo nascendo delle interessanti proposte di collaborazione, che ovviamente non ti dirò, ma che intanto mi rendono felice, perché è sempre bello vedere che insomma determinati amici, persone, anche persone che non ti aspettavi, magari ti contattino per dirti, sai, così cosa, mi piacerebbe fare delle cose insieme, eccetera. E dall'altra perché in qualche modo per stare a galla in questo mondo della musica bisogna essere, come dico sempre io, multitasking, bisogna fare tante cose. Mi interessa questo, mi interessa chiederti cosa significa fare il musicista e scegliere di fare il musicista. Vuol dire soffrire molto, perché non siamo musicisti pop né di successo, quindi siamo onesti mestieranti, operai della musica, direi io, e non lo uso in maniera assolutamente negativa. Cerchiamo, io per esempio adesso con Dance Floor Stompers sto cercando di realizzare una cosa che è difficile da fare nella musica, fare i dischi esattamente che vuoi fare, perché oggi un po' come a un certo punto fecero i Beatles, ecco, per esempio, certo, i Beatles erano i Beatles, però quando insomma decise, sì. Perché immagino che poi questo sarà un disco difficilmente replicabile dal vivo. Ma diversamente replicabile, perché dipenderà molto. Hai capito quello che intendo? Sì. Dipenderà molto dall'organico che avrò a disposizione per poterlo suonare dal vivo. Ma conosci me, conosci i musicisti della band, quindi stiamo già lavorando su un ritornare a degli arrangiamenti più essenziali, nell'ipotesi in cui non sarà possibile sempre avere l'organico più allargato con i fiati, le percussioni e quant'altro, perché ovviamente non potrò pensare di avere l'orchestra e quant'altro, tranne in eventuali chissà quali bellissime ipotesi. Però bisogna sempre stare all'occhio per cercare di avere il polso. I brani sono brani scritti da noi, arrangiati da noi, questo è un valore irraggiungibile quando fai cover, brani di altri, eccetera, perché devi sempre, comunque, per quanto puoi togliere fuori l'arrangiamento geniale, originale, eccetera, stai comunque lavorando su materiale altrui. Quando scrivi, arrangi e suoni materiale tuo, la figata è che, un po' come è sempre stato con Sicky Dickies e a maggior ragione con Stompers, è che fai quello che vuoi. Nessuno ti può dire, ma così era così. No, così è come diciamo noi, sostanzialmente. Questo è quanto. Comunque, tornando a bomba, il discorso è che bisogna fare tante cose.
quindi faccio la radio, ho diversi progetti musicali, collaboro con alcuni, ogni tanto con l'Unione Sarda, qualche volta per altri contenuti, per il portale Colonne Sonore. Insomma, bisogna cercare di stare un po' in movimento, sapendo che, e tu lo sai, anche tu lo sai bene, essendo un freelance, un giornalista che lavora in diverse situazioni, che non sempre, tra l'altro, c'è trippa per gatti. Molto spesso ti viene chiesto di lavorare, di impegnare il tuo tempo a costo zero. Ieri ho avuto ospite in radio Irma Tujan. Sì. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata che presto poi sarà disponibile, però per adesso no. Però per adesso no, però sarà disponibile comunque. Sì, perché parliamo di alcune cose delle quali si potrà parlare poi. Però un ragionamento molto bello di Irma è che non ti devi fermare sui sacrifici. Cioè, c'è tanta gente che dice: sai quanto ho sacrificato per arrivare fino a qui? In realtà stai mettendo mattoncini su mattoncini, certo, e continuerai a metterli. Certo. Citiamo Vittorio Sgarbi, che dice sempre: non si può andare in ferie da ciò che si ama fare. Quindi io sono d'accordo. Quindi in qualche modo sì, che cosa significa fare il musicista? Sicuramente significa affrontare dei sacrifici, ma sacrificio magari suona negativo. In realtà è una condizione che tu conosci benissimo, sai bene sì, che cosa vuoi fare, e significa essere coerenti in qualche modo. Significa sostituirei il sacrificio con un altro termine che per me è quello dominante: l'incertezza. L'incertezza, perché secondo me uno dei tratti principali di chi fa questo mestiere, ovviamente, ripeto, torno a dire, ai livelli in cui siamo noi, parlo quindi di livelli in cui ti muovi sostanzialmente in un ambito locale, quando è andata... Ecco, però la domanda che io ti facevo prima, legata all'insularità, era in qualche modo, cioè, avendo anche tu tanti amici che non vivono in Sardegna, io ultimamente sto girando un po', te ne sarai accorto, sì, sto andando a vedere un po' di cose. Mi rendo conto che è molto più semplice magari prendere una macchina, spostarsi e avere molte più occasioni. Sì. Qui le occasioni sono ristrette, quindi... Beh sì, ma ti rispondi da solo, nel senso che, allora, le scelte, diciamo, che chi decide di fare musica in un'isola come la Sardegna ha di fronte, secondo me, sono sostanzialmente due. E ovviamente a loro volta con diverse sfaccettature che dipendono dal genere musicale, da tantissimi fattori, però sono sostanzialmente due. Decidere di dedicarsi al mercato locale isolano, in qualche modo, quindi coprire il mercato della Sardegna, piazze, locali, club al mare, tutto quello che è, oppure decidere di giocare su due fronti: il mercato isolano e il mercato nazionale, o addirittura per certi internazionale, perché tantissimi gruppi isolani hanno varcato più volte l'oceano, non solo il Mediterraneo, quindi sono andati a suonare un pochino dovunque. Ecco, questo alla fine, secondo me, determina sostanzialmente che tipo di attività live, soprattutto, perché Simo, parliamoci chiaro, qua di dischi venduti non vive nessuno, voglio dire, quasi non ci vive Giovanotti, secondo te ci vivo io con i Sikitichis? Ovviamente no, si parla di attività live sostanzialmente e di altri indotti annessi e connessi che possono essere legati a questo tipo di attività, ad esempio il merchandising o la vendita di altre situazioni. Però questo è il punto sostanziale. Quando tu prima mi hai detto Sikitichis, appunto, affacciati sul nazionale, Sikitichis hanno avete fatto tantissime Sikitichis date. hanno fatto i primi 4 dischi prodotti da 2 produttori nazionali, uno era Max Casacci, l'altro era Emanuele Fusaroli, e ti ricorderei che soprattutto nell'ambito dei primi 2 dischi, quindi tra il 2005 e il 2009, noi ci siamo trasferiti, Baracca e Burattini, a Torino, e siamo stati lì a vivere per più di 6 mesi all'anno, si rientrava in Sardegna per certe cose, eccetera, e per vivere a Torino ci siamo dovuti organizzare, chi a fare il cameriere, chi a fare lo scarichino nei service, chi a fare i DJ set, chi a scrivere per quello, chi a fare il runner per i festival, eccetera, eccetera. Esperienze importanti che però ancora una volta dimostrano che per fare le cose devi averne molta voglia, perché avevamo una trentina d'anni, non eravamo ragazzini ma neanche uomini, però ritrovarsi a vivere da un minimo di 4 a un massimo di 8 in una casa foresteria a Torino, con una situazione igienica relativa, eccetera, eccetera, dovevi averne voglia a quell'età, cioè non hai, sai,
È molto bello quello che stai dicendo. Beh, questo è anche... È vero. Non che tutti lo debbano sapere, ma l'abbiamo raccontato tante volte con Siki Tiki. Spero che la gente sappia che questa band dura e longeva ed è in piedi da 17 anni ed è arrivata al suo quinto disco, ora nella versione 2.0, perché c'è stata una forte volontà di stare insieme, anche a fronte di rotture di scatole non indifferenti o di cambiamenti di vita intercorsi in un momento in cui, ti ripeto, non eravamo dei ragazzini, anche confrontandoci, e quella è stata la magia, praticamente dall'oggi al domani, con quello che era quasi il gotha della musica italiana, da Casacci a Morgan, da Militantà, capito, il rapper romano, a non lo so, insomma, altri personaggi che gravitavano nell'ambito nell'orbita torinese o quant'altro. Quindi ovviamente avevamo l'entusiasmo alle stelle, però oggi quando ci ripensiamo ci rendiamo conto che, insomma, sono stati anche momenti quasi anche di sconforto in certi momenti, che molto spesso forse aiutano. Vi hanno forgiati. È quello, alla fine forse forgiano più dei momenti belli in certi momenti, diciamo così. No, forgiano e aiutano a crescere, ad acquisire consapevolezza. Che rapporto avete mantenuto con i vostri follower? Questa è una domanda che mi interessa, perché voglio anche capire le nuove generazioni come si avvicinano a voi. Noi Siki Tiki, sì, in questo caso. Sì, allora... E questo ti aiuta anche a capire che tipo di lavoro, cioè quando tu ti muovi individualmente, sì. Diciamo che per te diciamo, è una carta in più per renderti conto anche di come ti puoi muovere. Certo. Anche se poi il lavoro che fai tu da solo è molto più di nicchia, perché abbraccia, insomma, un ramo che non è specifico. Sì, assolutamente, però è No, ho capito, però ti dico una roba, ovviamente nei Siki anche questo discorso è abbastanza relativo, perché sono un gruppo che ha in qualche modo, è stato molto cangiante come gruppo, non so come dire. Noi abbiamo inizialmente seguito una traccia che era quella molto determinata da me, diciamo, di questo reprise dello stile poliziottesco, sia dal punto estetico che musicale, con le dovute sperimentazioni e arrangiamenti che ti dicevo, e questo è successo nei primi 2 dischi. La solfa è cambiata completamente con i 2 dischi invece fatti con Emanuele Fusaroli, dove la scrittura è cambiata. Io ho fatto qualche passo indietro, perché mentre nei primi 2 dischi i brani erano molto frutto della scrittura mia e di Diablo insieme, dal terzo disco in poi io ho fatto un po' di passi indietro, la scrittura è stata affidata molto più ad Alessandro e si è spostata anche più su un versante anche più forse legato al pop, a una certa scrittura pop e anche cantautoriale italiana, pur senza rinunciare a specificità del nostro suono, ad esempio non avere la chitarra elettrica, il basso distorto, questo uso di sintetizzatori monofonici anni 70, eccetera, eccetera. Che era un tratto distintivo. Che era un tratto distintivo, soprattutto per la mancanza della chitarra. Sì. A molti, finché non glielo dicevi che non c'era, non se ne rendevano conto, certo. Perché poi c'era stato tutto un discorso di frequenze, di studio del suono, di split del suono, eccetera. Però per dirti, anche da quel punto di vista, chi seguiva e impazziva per i Siki Tikis del 2005, del 2008, non è la stessa persona che poi è impazzita, cioè insomma chi impazziva per Donna Vampiro non è la stessa persona che poi è impazzita per Tiffany o per Tsunami, che sono tra virgolette insieme a Voglio dormire con te le nostre canzoni più popolari, canzoni che hanno raggiunto anche un certo numero di click su YouTube, sono state programmate in radio, in Rai, eccetera. Siamo andati a farla quelli che è il calcio, La mia piccola rivoluzione, ad esempio. Quindi tutte queste canzoni, figlie di quello che io chiamo il secondo momento dei Siki Tikis, la scrittura più pop, e anche anche perché, diciamocela tutta, siamo sempre stati musicisti e persone, io e Alessandro in particolare, che ci annoiavamo facilmente. Quindi c'era una ricerca di nuovi stimoli. Sempre di nuovi stimoli, qualcosa di nuovo. Certo, poi a un certo punto io, ma non è la prima volta che lo dico né ai miei soci né in diretta, diciamo, a un certo punto io mi sono trovato un po' meno nel suono dei Siki Tikis, anche perché magari la deriva stava diventando un pochino più plasticosa, la chiamo io, cioè con determinate scelte di scrittura e di produzione soprattutto. Ma con il disco abbiamo perso, con quest'ultimo lavoro in qualche modo invece secondo me abbiamo ritrovato un pochino la quadra delle teste e del gusto, e siamo riusciti secondo me a confezionare un disco che
profuma di black music, senza rinunciare, soprattutto in questa veste 2.0, remixata da Alex Treccarichi, che è un produttore di pop nazionale e internazionale, che lavora con nomi giganteschi, da Giovanotti a Laura Pausini, per capirci. E questa nuova veste del disco, che se ti capiterà ascolterai, è più radio friendly, è più prodotta, tra virgolette, ma non, per fortuna non perde quello che in fase di scrittura e arrangiamento originale di questo disco avevamo messo sul piatto, sostanzialmente. Torniamo alla domanda che ti ho fatto prima, che non hai terminato. Me ne sono andato da un'altra parte. Sì, ma non c'è problema. Salutiamo Alessandro Sedda. Ciao Ale. Ciao Ale. Mi interessa terminare quel discorso, nel senso, chi è oggi Gianmarco? Okay. Dopo tutte queste esperienze delle quali abbiamo parlato, e soprattutto a che sintesi sei arrivato? A che sintesi sono arrivato? Adesso. Io, guarda Simone, non ho ancora tirato delle come si dice, delle somme in questo momento, perché certo ho 44 anni, non sono pochi, però mi sento ancora in divenire. Quindi per fortuna o per sfortuna non mi sento in un momento in cui sto tirando delle somme. Sono felicemente sposato da 2 anni, anzi entriamo nel 3° anno di matrimonio, e questo è stato uno degli eventi più importanti della mia vita, sinceramente, che mi ha cambiato sinceramente la vita in meglio, dandomi anche una certa sicurezza personale, una cosa che non so spiegare diversamente, però l'unione con mia moglie mi ha aiutato ulteriormente a sentirmi più sicuro di me stesso. Quindi io mi sento felice di quello che faccio. Ma questo traspare. E continuo a fare. Spero. Perché l'entusiasmo, allora, la parola entusiasmo significa animato da Dio. Che meraviglia. In realtà tu sei veramente entusiasta anche quando fai la radio, cioè tu sei profondamente innamorato della radio. Quando parli al microfono ti piace interagire, ti piace raccontare, cioè non sei geloso del tuo sapere. E sai quanto è importante tutto questo? Sì, non sono geloso del mio sapere, né spero che questo si colga. Mi piace raccontarlo per il puro gusto di dire guarda quante ne sa. È proprio una spinta interna di condivisione. In realtà a me piacerebbe che tutti fossero nerd come me. Quindi mi piacerebbe a me quando capita di ascoltarti, ti dico la verità, a volte c'è uno più nerd di me. Metto Google Maps ecco. Perché mi perdo. No, però per dire, è proprio il piacere di dire, ma ci saranno almeno altri, non dico tanto, 10-20 stronzi a cui piace questa roba qui. Scherzo, ovviamente sono molti più di 10 e 20 e non sono stronzi. Però voglio dire, la spinta reale è questa, c'è una condivisione, c'è qualcosa che unisce il gusto delle persone e soprattutto, Simo, un gusto che non sia quello necessariamente nazional popolare o massive, per così dire, come direbbero gli americani, che, permettimi di dire, il più delle volte coincide con una qualità molto bassa. Perché è impossibile non fare una sorta di grafico per cui, tranne con le dovute grosse, rare eccezioni, ma in media il nazional popolare, il trionfo da milioni di utenti o di ascoltatori o di acquirenti, scusami se mi permetto di dirlo, ma il più delle volte coincide con una qualità appunto non molto alta, forse perché essendo appunto nazional popolare, essendo massivo, essendo qualcosa che deve arrivare oltre una nicchia, deve mettere insieme i gusti alti, bassi di persone colte, di persone ignoranti, di persone che conoscono la musica, di persone che non la conoscono, eccetera. Certo, io eviterò con tutte le mie forze certi ambienti e certi circoli, perché comunque non mi appartengono. Nel contempo mi piacerebbe che quei circoli di nicchia, a volte anche molto piccola, trovassero invece un'espansione, un modo di essere veicolati. Ad esempio questo che tu fai con Unica Radio è un mezzo importante, perché riesce a dare voce a persone che molto spesso non ce l'hanno. Adesso non è il mio caso, perché per fortuna ho, come dici tu, spesso un microfono davanti, anche se non lo uso per opinioni personali, però mi è capitato, ormai con 17 anni di lavoro con i Sicchi o per altre storie, di avere un palco, di avere un microfono, e non temo, tra virgolette, il confronto pubblico, sono abbastanza abituato. Sai bene anche che prima di fare il musicista facevo l'avvocato, quindi la parlantina non mi è mai non dimentichiamo mancata. Che c'è una laurea in giurisprudenza. Quella sì, come dice mio padre, te la sei dimenticata, ciao pa. Però per dire, quindi, su cose che rimangono, ovviamente una forma mentis che ti rimane, quella dell'avvocato, per forza. Assolutamente, anch'io ho studiato diritto, quindi so benissimo. Ho dei quindi ricordi, ti ho risposto, a volte, non ti voglio rispondere a questa domanda. Però, mi interessa anche particolarmente il tuo punto di vista rispetto, per esempio, alle occasioni. Parliamo di suonare a Cagliari,
abbiamo parlato un po' di progetti, insomma, non mi hai fatto qualche nome in particolare? Qualche giovane in particolare che ti sta piacendo? Sì, posso farli. Anche Cagliari ha vissuto negli ultimi anni un'esplosione con la nascita di alcuni locali che hanno permesso a certi musicisti di esibirsi in maniera professionale, avere un palco, avere... Ad esempio? Ma parliamo di Gezzino, B-Flat, lo stesso Vinvoglio è un locale che ha una certa programmazione. Non vorrei far torto, insomma... No, emerge il tuo essere un jazz lover, perché hai citato 3 locali in cui si fa quasi esclusivamente jazz, mentre la situazione è decisamente più triste per tutto il resto della situazione musicale, secondo me, perché tolto lo storico Fabric Club... Prego, ti lascio il microfono. No, nel senso che... Perché ho capito dove stai andando a parlare. No, volevo dirti che da una parte c'è stata un miglioramento sotto questo punto di vista. Anche a te è capitato di suonare in questi locali? Al Gezzino, sì. Ah, al Gezzino. Solo al Gezzino. Ok, però hai avuto modo di renderti conto che in realtà comunque per tanti è una possibilità sicuramente in più per poter anche dimostrare e poter... voglio cercare insomma di esprimermi nel modo giusto, però per in qualche modo raccontare anche il proprio progetto in una maniera diciamo più dignitosa, migliore. Certo. Molto spesso capita di esibirsi nei locali dove c'è un impianto che non funziona bene, la gente chiacchiera, cioè ti parla sopra, ti ride sopra e tu continui il tuo concerto, ma in realtà cioè, a me è capitato di vedere molti musicisti a fine concerto in certi locali che veramente erano tristi, perché, certo. Però tu mi dicevi che appunto sotto quel filone c'è stata una crescita indubbiamente. Sì. Sotto gli altri punti di vista, cioè mi hai parlato di Fabric, poi? No, ho detto è rimasto lo storico Fabric Club, che secondo me è proprio il rock club per antonomasia in città. Ci sono anche molto legato De Gore per una serie di esperienze precedenti, sia da ascoltatore, ci ho visto dei concerti meravigliosi, sia proprio con i Siki Tikis, dove un doppio sold out al Fabric nel 2006-2007 fu l'inizio un po' del delirio e di un bellissimo momento per la band, con 300 date in un anno e mezzo, eccetera, eccetera. Quindi un bellissimo momento. Tu hai citato locali come il Gezzino, che ha uno standard molto alto, il B-Flat, il Vinvoglio, che sono locali in cui appunto sostanzialmente è stato restituito a tutta una serie di musicisti che suonano sostanzialmente jazz. Non dimentico mai il grande lavoro che ha fatto sotto questo punto di vista Vittorio Sicbaldi con il Jambalaya. Anche, certo. Che è stato un po' una apripista per tanti. Certo. Ci scrive Davide Cabras, cuori volanti per tutti. Per tutti e 2. Mettete musica da commedia sexual italiana così poi vi bacio. Ciao Davide. Try. Però stavo dicendo, ricordiamo il Jambalaya che era stato comunque importante sotto questo punto di vista. Chiudo parentesi, prego. Sì, no, hai detto bene. Questo tipo di locali, diciamo jazz oriented, per dire un termine, hanno restituito ai musicisti di questo stile, di questo genere musicale, il piacere di non suonare più nelle pizzerie in cui mentre stavano suonando si sentivano più le forchette e i coltelli che la loro musica, e questo va benissimo. Per tutto il resto della situazione, io quello che vedo io, per la mia esperienza, è questo. Il Fabric e pochi altri locali rimangono attivi per un circuito che va dall'indie rock mi puoi fare alla tutti i nomi music. Che vuoi. Sì, ma non mi vengono neanche in mente più di tanto, perché non ce ne sono più tanti. Ci sono poi una serie di altri piccoli locali, bar/sbarra locali, che fanno una serie di programmazioni, molto spesso in acustico o in semiacustico, legate a generi diversi e tutto. Diciamo che non vedo più tutta questa... come dire, quantità, appunto. Magari prima avevamo più locali e anche funzionanti. Negli anni 90 una band di Cagliari era in grado di suonare quasi tutti i giorni in locali diversi e di poter avere quelle 40-50 persone nel pubblico, perché c'era veramente una varietà incredibile di locali, anche posti che poi erano stati rubati alla loro funzione originale. Mi ricordo una gelateria come il Fashion Café, che a un certo punto... Di che anni stiamo parlando? Metà anni 90 divenne uno dei punti principali in cui suonare. Dov'era? Io sono pessimo per i nomi delle vie. Vabbè, più o meno che zona? Zona via Cimarosa, centro di Cagliari, ok. Sotto Monte Urpino, più giù, ok. E lì c'è proprio Largo Gennari, si chiama, se non ricordo male, Largo Gennari. Comunque c'era questo Fashion Café negli anni 90, ma tu devi vedere, da poco ho ritrovato delle locandine degli anni 90,
I Cani della Rapina lì ci avevano fatto una marea di concerti, a volte vedendo le date ci si suonava anche quasi ogni settimana. Oggi è una cosa impensabile, chi è che va a suonare ogni settimana in locale? Tu dici che c'è stato un problema sotto il punto di vista del fatto che oggi c'è un pubblico che è fin troppo sazio di offerta? Beh, e quindi... è un serpente che si morde la coda, perché non so se i locali, cioè probabilmente i locali hanno chiuso perché la gente non andava ai concerti, la gente non andava più ai concerti perché forse le proposte non erano né così interessanti, oppure le serate a volte non erano organizzate molto bene, o fate la pesca. Io i motivi non li so, essendo poi uno che le vive dall'interno queste cose, davvero non saprei come dire. Io non posso mai ritenermi, non faccio mai proiezioni sulla partecipazione agli eventi, eccetera. Ora meno che mai con gli eventi Facebook che ma hanno confermato in 230 e ci sono 5 persone in sala. Cioè è impossibile lavorare, non puoi lavorare così. Io prima, fino a qualche tempo fa ancora, io mi dicevo però hanno confermato 230, cioè se tanto mi dà tanto, almeno poco più meno della metà saranno presenti. Poi c'erano 10 persone in sala, cioè veramente io sì, sono dati. Ma poi adesso seriamente, a parte le cazzate, e mi rifaccio sempre a recenti articoli belli letti da fonti interessanti. Io ho un'altra cosa che ho letto recentemente, che è proprio in generale un esame del mercato italiano, è diminuita veramente drasticamente sia la proposta, ma soprattutto l'affluenza ai concerti. E molto spesso questo fatto che magari locali non nati e non organizzati, non attrezzati per fare live music, in qualche modo si improvvisino, io trovo che questo in realtà porti un pochino, sottragga spazio a realtà che sono nate e strutturate esattamente per quella ragione. Perché è anche vero che la musica, come dicevi tu prima, è inutile che tutti vogliamo fare le cose dovunque, perché a volte a colpo di culo anche ti può risultare una roba anche esotica. Ti apparecchio sugli scalini là fuori, mica funziona di brutto. Altre volte la cosa raffazzonata non funziona, c'è poco da fare. Il più delle volte un musicista vuole arrivare in un posto in cui c'è un impianto, dei monitor, un minimo di insonorizzazione, un po' di palco, cioè non ci si può sempre mettere negli angoli dei bar a suonare. Questo almeno per come la vedo io, anche perché erano cose che sanno molto di gavetta degli anni '80 ed erano belle a quei tempi. Oggi invece quasi sembra un modus operandi che è diventato assolutamente regolare da parte di certi locali. Ripeto, non faccio nomi perché poi non se ne voglio fare, non è neanche il caso di farli, però dico in generale come situazione quello che mi viene da notare è questo. Come si campa? I cachet come sono? Oh, che domanda, aiuto, questa è brutta. Questa è brutta. Beh, certo, anche perché figli, figliastri, situazioni diverse, c'è chi la mette in un modo, c'è chi la mette in un altro. Io quello che ho sempre detto e che continuo a fare è tenere uno standard di proposta che cerca di non spostarsi mai da determinati paletti, salvo conoscenze personali o proposte di un certo tipo, ma uno standard dal quale non spostarsi, perché se facciamo così diventerà la guerra sempre tra i più poveri e non si potrà mai bellissimo, non si potrà mai sostenere il costo reale dei concerti così, perché si abbatteranno talmente tanto i cachet che alla fine un progetto in elettrico con un minimo di 3-4 musicisti sarà impossibile da vendere. Diventa complesso da gestire. Non mi è piaciuto anche come mi ha risposto, in realtà è stato molto politicamente politically correct. Sì. Quindi sì, ci troviamo qui alla fine. Oggi è 20 aprile. 20 aprile, sì, perché ogni tanto anch'io perdo la memoria. Sfarfallo, però 20 aprile il disco più o meno quando uscirà? Hai previsto? Quello degli Stompers invece parli? Ok. Allora, con gli Stompers abbiamo avuto un lungo periodo di recording sessions, perché come ti spiegavo, come abbiamo detto ovviamente all'inizio, avendo voluto fare tutto alla vecchia, con strumenti veri, con musicisti che partecipano per ogni take, eccetera, eccetera, il periodo delle recording sessions è stato abbastanza esteso. Ora siamo in fase di mix, il buon Roberto Macis è già in fase a lavoro, che vedremo di quagliare credo nel corso delle prossime settimane. Dopodiché si apre anche un discorso anche di capire con chi accasarci, come stampare il disco, come realizzarlo, eccetera, eccetera. Ti ripeto quello che ti ho detto fuori onda, essendo un disco che non ha mercato, tra virgolette, nel senso un disco di nicchia che è fatto probabilmente per appassionati di colonne sonore, di musica strumentale, anche se nel disco ci sono 2 canzoni, 2 kick, sono tutte strumentali tranne 2 cantate da 2 ottime cantanti sarde che per ora non vi svelerò, ma che
puoi scoprire, non è vero, ho già messo le foto, quindi le posso dire, Irene Nonis e Valentina Asteri, Sista Namely, quindi due cantanti. Le salutiamo. Ciao belle, due cantanti molto diverse tra loro, entrambe splendide, sono state veramente brave, intense, al servizio delle rispettive canzoni che abbiamo confezionato per loro, una io per Irene e una Andrea per Valentina. Però dico, è un disco che comunque non ha un mercato, non si confronta con il mercato della musica attuale, con il pop, eccetera. Quindi questo fa sì che non abbia neanche l'ansia di dover uscire per forza. Il che non significa che questa cosa adesso deve mantecare nel suo olio, perché assolutamente vorrei, anzi, il prima possibile, dare un giro di vite. Però voglio farlo uscire, visto che è stato un lavoro importante come realizzazione. Non voglio poi avere la fulighita, come diremo noi cagliaritani, di doverlo far uscire per forza, tanto perché non ce l'ho. Voglio fare una cosa ben fatta anche per quanto riguarda la realizzazione. Sarà un vinile, senza dubbio, quindi devo capire anche un pochino di cose per quanto riguarda eventuali altri supporti, eccetera, eccetera. Diciamo che su questo ti aggiornerò tra poco. E noi ci aggiorniamo appunto tornerai qui per parlarci del nuovo disco, faremo anche qualche ascolto insieme, abbiamo parlato un po' di musica, così come abbiamo annunciato all'inizio dell'intervista, insomma potete essere d'accordo o meno con quello che abbiamo detto, ovviamente. Scriveteci eventualmente nei commenti, a parte i cuoricini di Davide Cabras, al quale mandiamo un bacio e un grosso abbraccio, grazie per essere venuto qui. Grazie a te, Simo. Davvero, grazie. È sempre un piacere. Salutiamo chi è rimasto con noi fino ad ora e chi ci guarderà e ci riguarderà, quindi ciao anche a chi ci sta riguardando. Questo è un ciao in podcast. Ciao ciao. Ciao ciao.